Il secondo round giudiziario dell'affaire Mose, iniziato alla Corte d'Appello di Venezia, si annuncia molto più breve rispetto alle decine di udienze dibattimentali e preliminari necessarie in primo grado. A Palazzo Grimani ne potrebbero bastare un paio. Gli imputati, tra l'altro, si sono ridotti da 8 a 6 dopo le assoluzioni dell'ex eurodeputata Amalia Sartori e dell'architetto Danilo Turato. L'unica presente in aula in occasione dell'appello è l'ex presidente del Magistrato alle Acque Maria Giovanna Piva, imputata per corruzione e assolta per prescrizione, ha presentato appello per ottenere l'assoluzione nel merito, così come l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, accusato di finanziamento illecito, assolto per quelli in bianco, prescritto per i 200.000 euro in nero. Mi aspetto che riconoscano appunto e che dichiarino che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Il candidato sindaco non può essere destinatario della normativa sul finanziamento illecito ai partiti, perché il legislatore così ha voluto e questa eventuale lacuna non può essere certo colmata da interpretazioni creative della giurisprudenza, peraltro di merito. In appello hanno ricorso anche gli imprenditori Erasmo V e Nicola Falconi, condannati in primo grado per corruzione, a 4 anni il primo, a 2 anni e 2 mesi il secondo, e l'avvocato Romano Corrado Crialese, accusato di millantato credito, condannato a 1 anno e 10 mesi con pena sospesa. In un caso con pochi precedenti giurisprudenziali, ricorrono post mortem anche i legali dell'ex ministro Altero Matteoli, condannato a 4 anni per corruzione. Sono presenti in aula anche tutti gli enti costituiti parte civile, Presidenza del Consiglio, Ministero delle Infrastrutture, Comune, Regione e Città Metropolitana. Al Comune di Venezia in primo grado era stato riconosciuto un risarcimento danni di 1 milione di euro a carico degli imputati condannati. Noi avremmo proposto una cifra diversa per il danno non patrimoniale, ribadisco, cioè il danno all'immagine, e l'abbiamo quantificata in ben più di 2 milioni di euro. Comunque è stato un riconoscimento importante di un danno così grave con una provvisionale immediatamente esecutiva. Noi ci auguriamo che venga confermata quantomeno questa provvisionale, perché il danno è stato grande e non siamo disposti a dimenticarlo.